Sindaci, consiglieri comunali, assessori e una squadra di amministratori, quella che ha scelto di schierare Fratelli d'Italia nella lista padovana dei candidati al Consiglio regionale. A presentarla il ministro Adolfo Urso, che ha definito Fratelli d'Italia partito guida in Veneto e in Italia. Una squadra di Serie A qui a Padova, come nel resto del Veneto, per confermare e rafforzare il ruolo di partito leader, di partito guida del Nord e dell'Italia sotto la leadership con la guida di Giorgia Meloni. Schierati alle spalle del ministro, del coordinatore regionale Luca De Carlo e del nuovo commissario Alberto Balboni ci sono Enoch Soranzo, consigliere regionale uscente, Matteo Turetta, assessore di Teolo, Paola Geremia, assessore di Cittadella, Massimo Pulin, docente di ortopedia, Elena Cappellini, consigliera comunale di Padova, Filippo Giacinti, sindaco di Albignasego, Antonella Argenti, sindaca di Villa del Conte, Elisabetta Baldi, consigliera comunale di Montegrotto, ma soprattutto spicca il volto di Luciano Sandonà, consigliere regionale uscente, fino a pochi giorni fa leghista, eletto con la lista Zaia. Il suo passaggio a Fratelli d'Italia ha fatto discutere nei giorni scorsi, ma lui risponde così alle polemiche. Fratelli d'Italia è esattamente concreto come la gente veneta, le persone venete. La bandiera veneta parla di concretezza, di serietà, e questo proprio si ritrova nel partito di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia è consapevole del contributo che sta dando agli alleati di centrodestra, punta ad avere almeno 5 assessorati importanti in caso di vittoria, ha fatto intendere il coordinatore regionale De Carlo. Dopo l'era Zaia si apre un'era diversa, dove probabilmente sia in giunta che in consiglio ci sarà una diversa partecipazione, perché ci saranno più partiti e non un partito solo con il 51, però quello che dovrà cambiare i veneti semmai è avere ancora maggiore impegno, però quello che dobbiamo fare noi è dare continuità al buon governo di centrodestra di questi anni.